Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ore 13 dedicata oggi, lo vedete anche dal titolo, al mangiar sano. Mangiare bene però in modo genuino, con una dieta anche equilibrata per proteggere la nostra salute. Tante le iniziative che l'ULSS 2 Marca Trevigiana insieme alla Confcommercio hanno messo in piedi in questi anni proprio per garantire a voi consumatori un mangiar sano anche al di fuori della propria abitazione. Parliamo di tutto questo con i miei graditissimi ospiti, che ringrazio per essere qui, per aver accettato il nostro invito. Grazie alla dottoressa Giuseppina Girlando, dirigente del servizio Igiene Alimenti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Buongiorno anche a Maurizio Porato, presidente del gruppo Panificatori Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno. E grazie anche ad Ania Sartorato, presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio. Buongiorno. 0422 1626 798 il numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti o per dire la vostra opinione. Iniziamo subito da lei, dottoressa Girlando. Quanto è importante mangiar sano per poi non incorrere alle tante patologie legate proprio ad una cattiva alimentazione? Sì, tutti noi sappiamo che l'alimentazione influenza in maniera importante la nostra salute. Qualche numero, diciamo che nel 40% dei casi influenza l'insorgenza di tumori, in particolare il tumore della mammella, il tumore del colon, ma anche le malattie cardiovascolari, il diabete, e quindi la gran parte delle malattie cosiddette cronico-degenerative che tanta parte hanno anche nel determinare la mortalità delle persone. Quindi è importante non solo la cura ma anche la prevenzione laddove è possibile, e un'arma importante è rappresentata dall'alimentazione che, coniugata con una valida attività fisica, può veramente fare la differenza. Tutto questo noi lo sappiamo, è noto a tutti, però nell'ambiente in cui viviamo non siamo molto facilitati nel fare scelte a vantaggio della nostra salute, proprio per questo, proprio perché la sola informazione non è sufficiente, è importante che si realizzino nell'ambiente in cui viviamo delle modifiche che facilitino le scelte salutari, che è un po' il sottotitolo del programma anche nazionale Guadagnare Salute, facilitare le scelte salutari, e queste modifiche richiedono la partecipazione non solo dell'ULSS ma anche di enti, istituzioni e figure importanti presenti nel territorio, come possono essere le figure dei commercianti, e in particolare in questi anni abbiamo sviluppato una grande alleanza proprio per raggiungere questa modifica dell'ambiente con i commercianti consociati di Ascom Confcommercio, di cui sono qua presenti appunto due illustri rappresentanti, perché sia con il gruppo panificatori che con il gruppo dei ristoratori abbiamo realizzato in questi ultimi anni importanti progetti che mettono appunto a disposizione delle persone delle opportunità di salute significative. Ecco, voi protagonisti insomma in queste campagne che in questi anni hanno caratterizzato proprio l'alimentazione al centro, alimento tipico che non può mancare per la sottoscritta soprattutto sul tavolo, è il pane, è un prodotto insomma genuino. Dovrebbe essere perlomeno un prodotto genuino, è ancora così per chi insomma ogni giorno ha le mani in pasta. Maurizio Porato. Sì, diciamo che il pane, noi panificatori siamo col pane artigiano. Cosa vuol dire? Vuol dire il pane impastato alla notte e che dopo al giorno si trova nelle nostre tavole. E il pane è fatto con ingredienti semplici e naturali: acqua, farina, sale e lievito. Questi sono i principali, dopo si può aggiungere altri prodotti, ma sempre prodotti naturali, però fatto in giornata, venduto in giornata e consumato in giornata. Questo per noi è il pane fresco artigianale. Purtroppo c'è la dicitura che dice pane fresco che quando è solo dorato nei punti vendita, per noi quello è pane precotto e surgelato.
e secondo noi quello non può essere chiamato pane fresco, altrimenti alla notte cosa ci alziamo? Ecco, servirebbe, si parla tanto di etichettature, ormai sta diventando un punto fermo quello dell'etichettatura dei prodotti, proprio per capire quella che è la filiera, per garantire che tutta la filiera sia d'eccellenza. Per il pane esiste una normativa di questo tipo, esiste la possibilità di avere un'etichettatura che garantisca il prodotto che noi mangiamo? Sì, c'è un'etichettatura, poi c'è anche una legge regionale del 2013 dove noi volevamo che fosse indicata la provenienza e la data di produzione di questo pane precotto e surgelato. Però purtroppo la comunità europea ce l'ha impugnato e stiamo lottando perché viene messo in vendita pane fresco, però invece di fresco secondo noi non ha niente. Poi entreremo anche più nello specifico di quelle che sono proprio le campagne, le attività che hanno coinvolto i panificatori. Per quanto riguarda la FIP, in questi anni siete stati particolarmente attivi su questo fronte per sensibilizzare i consumatori, ma anche per sensibilizzare proprio gli addetti ai lavori in tal senso. Sì, senz'altro, noi rappresentiamo la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, quindi dove c'è somministrazione di alimenti e bevande. In questo caso c'è stata un po' una metamorfosi nel corso degli anni, perché dobbiamo pensare che mentre la ristorazione è nata come punto di aggregazione per vivere insieme dei momenti di serenità, di svago, come luogo di incontro, di aggregazione oltre che di nutrizione, in realtà diciamo soprattutto con le ultime generazioni ci sono verificati degli spostamenti per cui le persone mangiano fuori a pranzo sempre più spesso, quindi si capisce anche un ruolo sociale che ha dovuto assumere la ristorazione negli ultimi anni, proprio perché si mangia fuori tutti i giorni. Ovviamente se si mangia fuori tutti i giorni non si può solamente pensare ai menù più gustosi senza preoccuparsi di null'altro di che la dottoressa mi guarda. E quindi sono nati nel corso di questi anni, grazie alla veramente attiva lavoro partecipativo e collaborativo insieme all'azienda sanitaria, che è un'azienda sanitaria d'eccellenza con cui è un piacere lavorare, abbiamo proposto dei progetti che hanno diverse sfumature. Uno di questi si chiama Mangiar sano in pausa pranzo, Mangiar sano in pizzeria, Bere consapevole, Mamma beve, bimbo beve, Acquistare informati e via di seguito. Ci sono tanti buoni progetti che proprio perché non vogliamo che questi progetti rimangano solo degli slogan e quindi dei progetti che rimangono nel cassetto per dire che bravi che siamo stati o quanti bei progetti abbiamo fatto, ne è nato di recente uno che è un po' li riassume tutti e si chiama Stile Italiano. È un marchio il cui slogan è un po' un fiore, come per dire un fiore all'occhiello, e vorrebbe proprio racchiudere con il termine, con l'aggettivo italiano, tutto quello che di buono, di sano, di genuino, tutto veramente il meglio di quello che possiamo immaginare come italiano. All'estero il Food Made in Italy è un brand fortissimo che è già riconosciuto senza ombra di dubbio. In Italia in realtà noi viviamo di turismo anche italiano e anche cerchiamo di sviluppare questo progetto proprio per la ristorazione nelle pause anche pranzo, per creare un brand turistico che abbia il vantaggio per i nostri associati di ridurre il rischio igienico-sanitario e quindi anche una riduzione delle ispezioni a carico dei nostri associati, con l'impegno di produrre dei progetti che diano una nicchia di mercato diversa, quindi un cliente attento alla salute sempre di più e appunto un incentivo al turismo per far riconoscere i locali che adottano, diciamo, tutte queste buone prassi. La maggior parte riguardano la collaborazione appunto con la USL, 2 marca trevigiana ex USL 9, altre invece riguardano collaborazioni più specifiche come Contarina per diciamo lo spreco, contro lo spreco degli alimenti. Ecco, questi sono progetti nuovi, proprio appena partiti e collaudati, con un numero sempre crescente di associati che aderiscono, per cui anche questo è simpatico per non sprecare il cibo, per portare a casa in semplicità
gli avanzi, quello che non si è riuscito a consumare, perché non vada buttato via, perché siano risorse, eccetera, e per cancellare anche eventualmente l'imbarazzo del dire chiedo la vaschetta, e anche il costo per gli associati, perché sono gratuite vaschette di alluminio riciclato e riciclabile che vengono consegnate periodicamente agli associati di Confcommercio che aderiscono al progetto. Come hanno reagito e i consumatori, quindi chi si rivolge ai vostri esercizi, e gli stessi esercenti, quindi gli stessi titolari di bar, ristoranti eccetera, a queste iniziative? Anche perché è proprio un modo di cambiare mentalità, di cambiare l'ambiente, come diceva proprio in apertura la dottoressa. Diciamo che c'è sempre molta curiosità. Poi va sempre un po' tradotto nel pratico per capire che cosa comporta, quali sono gli obblighi, gli impegni, se ce ne sono, ed eventualmente i costi. Di solito i progetti di FIPE, proprio perché sono agganciati a Confcommercio e quindi sono già degli associati che pagano una quota associativa, sono tutti gratuiti, per cui i costi sono eventualmente solamente dei costi che non derivano da esigenze dell'associazione, ma dalle eventualmente organizzazioni che collaborano alla realizzazione del progetto. La curiosità è stata tanta, la dottoressa Girlando è stata ospite presso il quinto piano di Confcommercio proprio recentemente per un incontro affollatissimo. Sono state anche delle reazioni comprensibili, perché insomma noi siamo vissuti anche come l'organo di controllo e quindi un po' di sospetto che possa esserci un trucco dietro sorge spontaneo, e come ho tenuto a precisare in quell'occasione, cioè i pregiudizi sono quasi sempre fondati, però noi siamo qui per lanciare una sfida reciproca per vedere se insieme riusciamo a lavorare per la positività. Cioè questo non significa che chi fa, sicuramente no, cioè noi vogliamo accompagnare le imprese, stiamo attivando un percorso di accompagnamento delle microimprese e anche non microimprese per lavorare bene, senz'altro, perché comunque il consumatore si aspetta che dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza alimentare tutto questo sia garantito. Non è una cosa che chiediamo noi come organo di controllo, ma il consumatore penso che la dia anche per scontato. In più c'è anche l'offerta di qualcosa di particolare che diciamo abbraccia la salute a 360 gradi, che non è soltanto da un punto di vista nutrizionale, come benissimo diceva la Dania, di poter anche creare relazioni. Mi è piaciuto molto la sottolineatura iniziale che lei ha fatto, il luogo di ritrovo, ma anche il panificio stesso, c'è un rapporto quasi di familiarità, mi viene da dire, e quindi questa cura delle relazioni, anche questo è un grandissimo elemento che crea salute insieme a cosa? Alla garanzia della sicurezza alimentare, insieme alla nutrizione, insieme alla protezione dell'ambiente, contenendo gli sprechi. Sono tutti elementi che ci fanno vedere come la salute si costruisce, mi viene da dire, un pochino più fuori dalla ASL che dentro la ASL. L'ASL si occupa della cura, della terapia. La salute noi possiamo realizzarla con il contributo di tutto ciò che è all'esterno dell'ASL, cioè sul territorio. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi torneremo a parlare di mangiar sano. A tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13, stiamo parlando di mangiar bene, mangiar sano. Di fianco a me ha fatto la sua comparsa come per magia uno degli alimenti preferiti dagli italiani, ed è il pane, che difficilmente manca sulle nostre tavole. E adesso parleremo insomma di quanto salutare sia il pane, di quanto faccia bene un consumo di pane. Prima però abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, e lei i suoi ospiti. Buongiorno, prego. Volevo sapere se la farina è tutta nostra qui, italiana, oppure viene anche dall'America. E poi non ci credo tanto al biologico, ma perché se io ho un campo ti faccio biologico e il mio insomma confinante non lo fa, qui cade, insomma, è questo che volevo chiedere. Grazie signora. E se appunto
Sì, va bene, grazie. Grazie signora Giusi. In effetti la domanda verrebbe spontanea, noi mangiamo il pane fatto dai panificatori, è preparato di notte, quindi quando arriviamo in panificio la mattina è bello fragrante, e la farina, i prodotti che vengono utilizzati, le materie prime, sono altrettanto sane e genuine? Dopo, ogni panificio ha i suoi fornitori, per esempio noi abbiamo tutti i fornitori del territorio, abbiamo farina, quella che prepariamo di grano duro, di siciliana, e tutta qua, per esempio con un mulino, due mulini del territorio ci forniscono la farina a chilometro zero. Cosa vuol dire? Farina coltivata su un raggio di 40 km da dove è posizionato il mulino, che dopo se la certifica e noi facciamo il pane a chilometro zero. Poi farine sicuramente ne arriveranno dall'estero, perché come ben sapete anche con la pasta c'è il fabbisogno solo per il 30% del fabbisogno italiano, quindi sicuramente ne arriveranno dall'estero. Noi cerchiamo e comperiamo tutte farine italiane certificate. Parliamo del kamut. Il kamut sapete cos'è? È un grano corazon coltivato in America, in Canada, e dopo fa 9.000 km e viene commercializzato e fatto il pane di kamut, ma la sua partenza, il suo seme è il grano corazon che io per esempio nel mio panificio lo adopero, però è un grano coltivato in Sicilia. Quindi alla fine bisogna andare nel proprio panificio di fiducia, conoscere bene, come si diceva prima, instaurare un rapporto d'amicizia. Assolutamente, aggiungere dottoressa, una cosa prego. a questo riguardo, cioè bisogna fare una differenza tra le farine e il grano, perché il grano può venire anche da fuori, ma la farina che è preparata viene preparata nel mulino. Sì, farina sì. Quindi i grani che vengono da fuori sono sottoposti a moltissimi controlli in vari momenti di accesso dall'estero appunto in Italia, e quindi vanno a finire nel mulino che prepara la farina. Quindi la farina è italiana, la preparazione può venire anche dal grano che viene da fuori, ma che è molto controllato. Questo deve essere molto chiaro, perché siamo bombardati davvero da una miriade di informazioni, abbiamo paura di tutto proprio perché non sappiamo e non conosciamo bene, non possiamo avere la competenza su tutto, per cui è importante che chi sa possa dire, e che chi dice ha una importanza e un fondamento anche scientifico, quindi è importante fare le opportune distinzioni. Poi c'è anche il pane appunto a chilometro zero, come dicevi tu, e le farine a chilometro zero, cioè prodotte da grano coltivato nel proprio terreno. Questa è un'altra cosa ancora, ma non significa che il pane preparato a partire da grani che vengono dal resto d'Europa sia meno buono di quello a chilometro zero. Cioè, hanno dei valori differenti, cioè il chilometro zero, meno sprechi, meno trasporti e così via, ma il grano che viene le farine che vengono prodotte da grano che viene da fuori sono sottoposte a controlli, sia il grano che la farina, che devono tranquillizzare il consumatore. A specificarlo, dottoressa. Per quanto riguarda poi il biologico dal punto di vista nutrizionale non ha un valore aggiunto rispetto al non biologico. I controlli sui prodotti e sui residui dei prodotti fitosanitari, sia su frutta e verdura ma anche sui cereali, sono elevatissimi, e posso garantire, siccome il mio servizio si occupa di questo, che non ci sono state non conformità negli ultimi 4 anni in cui io lavoro in questo servizio, e ci sono i rapporti annuali dell'Italia che ci dicono la percentuale di sforamento di questi residui, che laddove c'è stata non è mai stata tale da implicare un danno per la salute, perché ci possono essere anche delle non conformità, ma va valutato se queste non conformità hanno un'incidenza sulla salute delle persone. Certo, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda: quanto
incide l'inquinamento su tutti gli elementi, ad esempio con cui si fa il pane, la pasta o quant'altro, e mi spiego meglio. Visto e considerato che la farina, l'acqua e quant'altro è a contatto con gli elementi dell'inquinamento di ogni giorno, mi chiedo se questo può comportare una alterazione a questi elementi prima di produrre pane e quant'altro. Mi veniva da ridere poi sentendo i telegiornali vostri oggi che si vieta il pane perché inquina, e poi abbiamo magari le centinaia se non migliaia di caldaie obsolete che dovrebbero essere cambiate e che continuano ad inquinare. Se qualcuno mi dà risposta, grazie. Grazie, buona giornata. Il problema dell'inquinamento atmosferico in qualche modo può influire, dottoressa, su quello che è il prodotto, la materia prima che noi poi consumiamo anche in altri prodotti? Io penso che la signora non si riferisse esclusivamente all'inquinamento atmosferico, ma un po' all'inquinamento in generale, tant'è vero che ha parlato sia di farine e ritorno quindi all'inquinamento da eventualmente prodotti fitosanitari che vengono adoperati per le coltivazioni, e si è riferita anche all'acqua. Ecco, mi preme veramente sottolineare che l'acqua potabile, cioè l'acqua destinata al consumo umano, è un'altra cosa stracontrollata non solo da noi, ma anche nel caso di acquedotti dagli enti gestori dell'acquedotto, che fanno controlli interni per garantire un prodotto sicuro. Colgo l'occasione per dire anche che per i controlli dell'acqua ci si basa su una valutazione del rischio per quali inquinanti e quali sostanze ricercare, e si adopera il principio non solo di prevenzione, cioè se c'è un inquinante noto si mettono in atto le misure correttive necessarie, ma anche sul principio di altissima precauzione, cioè anche quando c'è un sospetto che questa sostanza possa danneggiare la salute, anche se non è stato dimostrato, si mettono in atto tutte quelle azioni di correzione. Mi viene da pensare, per fare un esempio, ai filtri di carboni attivi che gli enti gestori mettono nei loro pozzi qualora ci sia il riscontro di una sostanza che neanche supera, ma che potrebbe nel futuro superare questo livello. Quindi tutto questo viene fatto. In più ci sono i controlli da parte nostra. L'acqua impiegata per il pane, come per qualsiasi altra impresa alimentare, è rigorosamente acqua potabile, e quindi intendo veramente rassicurare tutti quelli che sono in ascolto, e me stessa prima di tutto, di bere acqua di rubinetto. Grazie dottoressa per queste sottolineature. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Sempre. Eccoci in diretta, torniamo a parlare delle tante iniziative messe in piedi in questi anni. Vicino a me ho sempre questo pane e parliamo appunto del pane mezzo sale. Dottoressa Girlando, perché pane mezzo sale? Sì. Mi piace dire che il pane per me è un veicolo di salute, e riducendo la quantità del sale nel pane, noi senza pensarci possiamo introdurre quotidianamente meno sale. Il sale è un'importante causa di ipertensione arteriosa e di tutte le patologie cardiovascolari che ne derivano, quindi ictus, infarti, può provocare il tumore allo stomaco, può provocare l'osteoporosi, quindi ha tanta parte comunque nella determinare l'ipertensione. Sappiamo che l'ipertensione è una patologia per la quale si spende tantissimo in quantità di farmaci, quindi ridurre quotidianamente il sale che introduciamo è un consiglio che i medici di famiglia e non solo danno quotidianamente ai loro pazienti. Ecco, qui abbiamo uno strumento in più, attraverso proprio l'alimentazione e attraverso il pane, che come lei più volte ha detto è un alimento che non manca nelle tavole degli italiani, anche se ultimamente
si è registrata un calo del consumo del pane proprio legato a questa credenza che si è diffusa ultimamente, legata appunto il pane fa male, il pane fa ingrassare, il pane bianco soprattutto, per carità, soltanto pane integrale. Allora sicuramente un altro modo di veicolare la salute attraverso il pane è quello di arricchirlo in fibre, per cui il pane integrale fa sicuramente molto bene, però il pane di per sé non deve mancare, perché dal 40 al 60% dell'energia che introduciamo con gli alimenti deve provenire dai cereali, dai carboidrati complessi, e il pane è il principe di questi. Per il sale, allora prima Maurizio Porato diceva il pane è un prodotto risultato da elementi semplici: acqua, farina, lievito. Potremmo fermarci anche qui: acqua, farina, lievito, perché il sale è un optional nel pane. In Toscana, in Umbria e credo anche nelle Marche, il pane è senza sale. Ma il senza sale da sempre è una grandissima tradizione, tant'è vero che la frase di Dante, scoprirai quanto sa di sale salire e scendere per l'altrui scale, era proprio questo, cioè io, esiliato dalla mia terra dove il pane è senza sale, mi trovo, non so adesso dov'era, in Lombardia o da quale altra parte ero esiliato, a mangiare un pane con il sale. Quindi è una questione anche di abitudine, c'è timore nel ridurre il sale nel pane, che questo possa perdere di gusto. In realtà il gusto è un qualcosa di acquisito, se noi rieduchiamo le nostre papille gustative, nel giro di 2 o 3 settimane già percepiremo come salato quello che prima ci sembrava normale. Quindi ben venga questa proposta, questa opportunità di ritrovare in alcuni dei nostri panifici anche l'offerta del pane mezzo sale. Sarebbe bello, e questo lo dico così mi prendo l'impegno formale con il presidente dei panificatori, poter iniziare a proporre il pane meno sale. Allora precisiamo: pane mezzo sale, di solito il pane contiene il 2% del sale rispetto al quantitativo della farina, il mezzo sale ne contiene l'1%, il meno sale ne conterrebbe l'1,7%, che è proprio pochino, però un pochino sempre, tutti i giorni, aiuta. Come viene fatto questo pane mezzo sale? Questo pane mezzo sale è un accordo che abbiamo fatto in ambito nazionale col Ministero della Salute, però qui a Treviso c'è stato proprio il fiore all'occhiello di questa campagna di questo pane mezzo sale, che viene fatto il giorno prima, viene impastato, mi fare la biga o il polis, con 2 tipi di farina, una farina tipo 0 e una farina tipo 2 e un po' di lievito. Il giorno dopo viene rimpastato con la semola di grano duro, perché è, siccome come ho detto prima, un accordo nazionale, la semola di grano duro c'era nel meridione, quindi abbiamo messo le farine che si trovano in Italia, un po' di semola e l'1% di sale, come diceva prima la dottoressa. E visto che la dottoressa ci impegniamo, adesso passate le feste, facciamo un accordo, come ha detto, del pane meno sale, un po' alla volta, dal 2% postiamo a 1,9, a 1,8 fino ad arrivare all'1,7% del sale. Ecco, quindi l'impegno è stato preso. Ecco, questo non è un optional come il pane mezzo sale, ma è proprio tutto il pane che produciamo, facciamo questo accordo che magari in 4-5 mesi portiamo, perché subito si sente la differenza del pane e dopo gusteremo anche di più gli altri prodotti che abbineremo col pane, perché questo è come ha detto la dottoressa prima, adesso c'è un calo di pane, perché prima della guerra, un secolo fa, c'era la media di 1,1 kg per persona di pane, adesso c'è la media nazionale che è 90 grammi, però qui nel nord Italia siamo sui 78 grammi a persona, quindi si mangia meno pane, quindi quello che mangiamo cerchiamo di mangiarlo buono e sano.
Beni Assartorato, tra le prime campagne che vengono ricordate, che vi hanno coinvolto, c'è quello di mamma beve, bimbo beve, anche proprio per il messaggio che veniva e il modo in cui, eccola qua, lo vediamo. Da quella immagine è stata fatta tanta strada, però i messaggi sono sempre quelli, insomma, di tutelare la propria salute attraverso tante buone condotte. Che ricordi di questo e poi quali altre iniziative, insomma, che possiamo accennare che state seguendo? Questa immagine che ha appena mandato in onda la regia è abbastanza forte ed eloquente, cioè il bambino all'interno della pancia della mamma assorbe l'alcol esattamente come tutto il resto del corpo materno. Perciò era un po' forte, però era necessario anche per far capire proprio il messaggio in maniera chiara. Quindi c'è una campagna di sensibilizzazione che continua da anni per stimolare appunto il non consumo di alcol per le donne in gravidanza. In questo caso, oltre a tutto appunto il coordinamento che c'era stato con l'azienda sanitaria, abbiamo distribuito del materiale gratuito, per cui c'era una vetrofania diciamo, con lo slogan mamma beve, bimbo beve, che abbiamo distribuito gratuitamente a tutti i nostri associati, perché venissero con l'invito ad apporlo per esempio nello specchio delle toilette delle donne, perché era un punto in cui è evidente che passano solamente le donne, anche per non imbrattare le vetrine con tanti messaggi, per non bombardare il cliente. È stata una scelta veramente indovinata. Sì. E quindi su questo si è voluto lavorare tenendo presente che l'alcol è un tema veramente sensibile, perché in realtà i pubblici esercizi sono soggetti a parecchi divieti, nel senso che c'è una restrizione con proprio divieto e quindi anche penalmente, non si può assolutamente somministrare alcol, è un reato penale per i ragazzi al di sotto dei 16 anni. È legge anche ovviamente il consumo di somministrazione di alcol ai minori di 18 anni, dove però per minori si intende la fascia dei 18 anni over 16, perché diamo per scontato che ai minori di 16 anni. E qui c'è tutto un dibattito sulla questione dell'età, che viene lasciata così a interpretazione del barista, del gestore, dell'imprenditore. Su questo si potrebbe lavorare molto, nel senso che anziché dare a interpretazione del barista se ti do 18 anni o 20, potrebbe esserci magari uno spostamento per esempio del focus sul cliente, che naturalmente viene informato, per cui anche qui Confcommercio distribuisce ogni anno insieme i listini per apporre nuovi correttamente prezzi, insieme ai divieti del fumo e tutto il resto, viene dato alla cartellonistica: vietato somministrare alcolici ai minori di 18 anni. Quindi i cartelli sono in tutti i pubblici esercizi associati molto ben chiari e visibili, perciò potrebbe anche essere collaborativo da parte dei ragazzi porsi al banco ordinando con la carta d'identità in mano, in maniera da evitare perdite di tempo: quanti anni hai, sei sicuro, mi porti il documento, eccetera, anche perché se non hanno niente da nascondere non vedo perché qualche cliente poi si può anche scocciare, perché magari gli chiede la carta d'identità e magari a 20 anni dice: ma come, non me ne dai? Quindi ecco, per evitare e per collaborare, favorire la collaborazione in maniera da non... E da lì è nato anche il cocktail sano, diciamo, da tutto questo filone qui si è arrivati poi anche a questa iniziativa. Sì, proprio con la dottoressa Girlando hanno creato questo momento di collaborazione insieme con i giovani barman, insieme con l'Istituto anche alberghiero di Treviso, in Camera di Commercio, nella prestigiosa sede di Piazza Borsa a maggio scorso, per realizzare un concorso del cocktail analcolico più buono, eccetera. Anche qui la vivacità della fantasia non ha avuto limiti ed è stata un'esperienza bellissima, sulla quale probabilmente si ritornerà a collaborare ancora insieme. Il senso è di creare delle bevande interessanti, cioè frizzanti, simpatiche, coreografiche e gustose, non necessariamente alcoliche. E quindi anche su questo sono dei progetti che hanno sicuramente c'è stato un grande percorso, un grande lavoro con l'Istituto alberghiero e quindi
tanti ragazzi coinvolti in prima persona in questa preparazione del cocktail analcolico e anche salutare, cioè non eccessivamente carico di calorie e di grassi e di zuccheri. Tutto questo percorso mira proprio a creare anche consapevolezza negli stessi giovani, quindi attenzione alle esagerazioni con l'alcol tra i giovani, tra le persone che si devono mettere alla guida, tra le donne in gravidanza. Quindi abbiamo già 3 target importanti per le quali potrebbe essere interessante avere una proposta da parte dei bar e dei pubblici esercizi di una bevanda comunque accattivante, che metta in mostra le sue caratteristiche anche di salute e che sia analcolica. Non è che diciamo tutto analcolico, ma queste persone, i giovani, chi si deve mettere alla guida e le donne in gravidanza, sarebbe bello che trovassero anche una opportunità di scelta che non le faccia sentire escluse dagli altri che magari o adulti o che non guidano o che non sono in gravidanza possono anche bere un cocktail alcolico. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa pubblicitaria, restate lì con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con Ore 13, abbiamo parlato del pane mezzo sala, abbiamo parlato delle diverse campagne legate al consumo di alcol e poi ci sono altre 2 iniziative molto importanti. Una è Mangiar Sano in pausa pranzo e che riguarda proprio chi lavora, chi ha poco tempo a disposizione, spesse volte mangia velocemente e mangia proprio in un bar. Ecco, in che modo si concretizza questa campagna? Si distingue per un'offerta che promuove dei piatti che non siano necessariamente scarichi di gusto, anzi, per non associare necessariamente il gusto alle calorie, al soffritto, all'olio senza limiti. E quindi è un progetto che viene riconosciuto da una mela verde con l'omino al centro, si chiama appunto Mangiar Sano in pausa pranzo. Chi lo espone nella vetrofonia ben visibile all'ingresso del locale ha un'offerta a pranzo che prevede almeno un primo o un piatto unico compreso di contorno, l'insalata cruda sempre, che sono delle ricette che il ristoratore aderente sostanzialmente pensa, elabora, comunica alla USL, la quale approva, modifica, corregge nelle maniere eventualmente che ritiene più opportune e una volta convalidate consente a quel pubblico esercizio di proporre nella sua offerta della pausa pranzo quei tipi di piatti. Può proporre quelli e basta, in aggiunta al suo corredo di menù tradizionale, oppure insomma per cercare di andare incontro ad una appunto nicchia di mercato che poi non è una nicchia in realtà, perché c'è una consapevolezza sempre maggiore, per fortuna, di fare attenzione alla salute. In sostanza qui c'è sempre l'obiettivo di avere al centro il cibo sano e la qualità della vita attraverso questo progetto. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, senta, io vorrei avere Giulio da Dolo. Sì. Volevo avere un'informazione, volevo sapere, ma il pane in cassetta fa realmente male, cioè quello che si compra al supermercato, del mulino, questi pani senza così? fare nomi sì, abbiamo capito, certo. Lei chiede se questo tipo di pane è un pane che può far comunque bene, questa è la sua domanda? Sì. La ringrazio. A chi la parola, dottoressa? Allora, sul pane in cassetta, per esempio, si trova del pane in cassetta anche nei panifici artigiani. L'importante è leggere bene le etichette e sapere sulle etichette, e da là si vede se fa bene. Che ingredienti ha? Certo, cioè, ma non è che non vengono messi in commercio degli alimenti pericolosi per la salute, cioè, altrimenti non potrebbero essere in commercio, e quando magari ci sono degli alimenti
da ritirare dal commercio, parte immediatamente un'allerta che avvisa il produttore, il commerciante, e il prodotto viene ritirato. Quindi se io trovo qualcosa in commercio che non è stato ritirato dal commercio, quella cosa è sicura e si può mangiare. Poi nella scelta degli alimenti da consumare quotidianamente, come diceva Maurizio Povrato, dobbiamo leggere l'etichetta, cioè magari ci può essere un eccesso di grassi, un eccesso di sale, un eccesso di zuccheri, quindi cioè, tutto si può mangiare, dipende con che frequenza si mangia e in che quantità. A proposito di panificatori, voi siete coinvolti invece nell'iniziativa Merenda Sana, e questa invece in che modo si concretizza? Questa è una merenda sana pensata per i bambini, come ho detto si chiama merenda, quindi è un panino sui 30 grammi, non di più, altrimenti diventa il pranzo, allora invece di far bene male, con, come ho detto prima, acqua, farina, sale e lievito, e l'altro ingrediente è frutta o verdura di stagione, che è la frutta più gustosa, che guardando bene anche il prezzo costa meno perché è proprio più saporita, e così per i bambini vanno bene questi panini. Dottoressa, abbiamo fatto solo due esempi perché sono tante altre le iniziative, però sono due esempi emblematici che vanno appunto a toccare un ampio target di persone. È veramente simbolico questa scelta di puntare sulla merenda, perché in tutti i programmi internazionali per contrastare le malattie che derivano da una cattiva alimentazione e per contrastare l'obesità si punta, ripeto, in tutti i programmi internazionali di contrasto all'obesità sulla merenda, perché le bevande gassate e zuccherate, le merendine ipercaloriche, gli snack salati sono proprio faccio fatica anche a chiamarli alimenti, quei prodotti che danneggiano maggiormente la salute e la nostra alimentazione. Sono dei prodotti che, lo sappiamo tutti, sono stati studiati comunque dall'industria per creare quasi una dipendenza, cioè si raggiunge una combinazione perfetta tra zuccheri, grassi e sale che provoca un godimento quasi simile a quello delle droghe, quindi crea una dipendenza, più si mangia lo snack salato, più si ha bisogno di bere la bevanda zuccherata e gasata, e così di seguito. Questa catena aumenta le calorie, non apporta nessun nutriente, quindi la merenda sana svolge questo ruolo fondamentale per la salute dei bambini, perché bisogna cominciare a mangiare bene fin da piccoli, proprio per educare anche il gusto, perché se io mi abituo al gusto del salato, zuccherato e grasso, questo me lo porterò avanti per tutta la vita. Quindi la proposta di un alimento genuino, qual è il panino di 30-40 grammi, grande come il pugno di un bambino, arricchito di frutta e verdura, e abitua ad un gusto naturale, ad un gusto della tradizione, che uno poi si porterà avanti per il resto della vita. Nelle conclusioni ricordiamo quello che è stile italiano, perché tutte queste campagne di cui abbiamo parlato vengono proprio riassunte in questo riconoscimento, in questo fiore all'occhiello, come aveva prima specificato il Presidente Sartorato, di stile italiano, anche perché a breve partiranno poi tutti questi corsi per preparare gli addetti ai lavori. È un percorso in effetti che partirà con dei seminari a partire dal prossimo mese, quindi siamo il prossimo anno ma in realtà è il prossimo mese, con i primi gruppi di associati che hanno già dato adesione al progetto. È un progetto che prevede appunto l'integrazione di tutti questi buone pratiche di cui abbiamo parlato, quindi anche Green Tour, anche altre iniziative molto, molto valide che verranno appunto elencate, spiegate nel dettaglio e appunto perfezionate insieme ai nostri associati, in maniera tale che al termine di questo percorso di seminari che affronterà la celiachia, le allergie, le intolleranze alimentari, l'etichettatura, tutto sempre in un dialogo costante con il SIA, cioè la Società di Igiene Alimenti, con la supervisione sempre della nostra dottoressa, avremo sempre della USL avremo sempre appunto la possibilità che questi associati, ben consapevoli di tutte quelle che sono le offerte dei progetti e dei percorsi, siano abilitati
abilitati almeno ad uno di questi percorsi, quindi chi avrà effettuato i corsi, questo percorso insieme eccetera, e che adotti almeno appunto, una buona pratica, almeno una, quindi da una in su di queste buone pratiche, comprese tutte quelle che abbiamo elencato anche all'inizio, quindi anche poi contro lo spreco degli alimenti e tutto quello che è previsto, per cui un lavoro sicuramente in crescita che darà probabilmente sicuramente molto da fare, ma anche sicuramente tanta soddisfazione. Quindi il consumatore, chi va, dovrà proprio cercare questo logo. Riconoscerà questo logo e saprà che dietro c'è un lavoro in cui la ricerca della qualità è volta proprio a migliorare complessivamente anche il benessere e la qualità della vita di tutta la comunità. Quindi tutti cresceremo in questo, noi operatori dell'ULSS che ci metteremo appunto in un percorso di accompagnamento delle imprese, gli operatori del settore alimentare e il consumatore mi auguro possa trarne il massimo beneficio. Un'ultima battuta, Maurizio Porato, con il vostro convegno il 18. Sì, noi come gruppo panificatori abbiamo fatto presso il Palazzo dei 300 a Treviso, che ringrazio anche il Comune di Treviso che ce l'ha concesso, abbiamo fatto questa informazione sul pane artigianale fresco alla popolazione, al consumatore, perché secondo noi informazione è la cosa importante e leggere le etichette, come ho detto, perché gli ingredienti del pane sono acqua, farina, sale, lievito e dopo aggiunto qualche altro prodotto fresco. Dottoressa, un'ultima battuta, un messaggio a chi da casa, abbiamo dato tanti messaggi, un messaggio velocissimo a chi da casa ci sta guardando e che ha magari tanta confusione perché sono tanti messaggi, informarsi da chi è del mestiere. Sì, io volevo ringraziare i telespettatori che hanno telefonato perché hanno avuto il coraggio anche di manifestare le loro perplessità, le loro paure, le loro preoccupazioni. Viviamo in un momento in cui quasi la paura del futuro si esprime con l'esigenza di questi alimenti senza glutine, senza lattosio, magari sovrastimando quelle che sono le allergie, le intolleranze, oppure si ha paura di essere quasi traditi da chi detiene il potere oppure gestisce la cosa pubblica e quindi l'acqua può essere inquinata, le farine possono essere inquinate, quello che mangiamo può essere inquinato. Ecco, io direi c'è tanta confusione nella informazione e ben venga che ci siano momenti come questo o momenti come altri in cui le istituzioni hanno anche la possibilità di dare l'informazione che, diciamo, anche se non è sensazionale come quella dei media o come quella di personaggi che si spacciano come detentori della verità, noi come istituzioni e come mondo scientifico forse siamo poco abituati al sensazionale, ma quello che diciamo è veramente frutto di studio e di un lavoro quotidiano che si impegna a garantire la sicurezza e la salute delle persone. Questa fiducia va recuperata. Grazie dottoressa, grazie alla dottoressa Giuseppina Girlando, grazie a Maurizio Porato e grazie a Dana Sottorato per essere qui con noi, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.